Borgo Veneto, trovato morto in casa, si è sparato un colpo al petto. Resta un mistero cosa sia accaduto alla compagna in fin di vita. La procura di Rovigo apre un fascicolo per istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate a carico di ignoti. Scontro con un'auto, tragedia ad Asseggiano. Il 16enne di Spinea muore sul colpo, ferita l'amica che si trovava in sella con lui sulla moto. Il cordoglio della comunità. Anziano di Chiampo, travolto e ucciso in bicicletta mentre attraversa la strada. La tragedia questa mattina a Gambellara, nulla da fare per il 71enne. A Losanna il Comitato Olimpico Internazionale assegna i Giochi Invernali Giovanili 2028 al progetto Dolomiti Valtellina, che unisce Lombardia, Veneto e Trentino e si poggia sulle strutture di Milano Cortina 2026. Spaventoso incendio nella notte a Valle di Cadore, le fiamme distruggono 2 abitazioni. Il superlavoro dei vigili del fuoco evita altri danni, residenti vivi per miracolo. Tragedia sfiorata nei pressi della stazione di Padova, dove una coppia ignara del pericolo si stava esibendo proprio lungo i binari per registrare un video musicale. Il 20 luglio allo Stadio Eugenio di Padova, una delle sole 2 date italiane per la leggendaria rock band inglese. Pete Townshend e Roger Daltrey saranno accompagnati da alcuni dei migliori musicisti del panorama internazionale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il giallo a Borgo Veneto, in provincia di Padova. Il 65enne trovato morto in casa, si sarebbe tolto la vita sparandosi al petto. Resta invece ancora un mistero cosa sia accaduto alla compagna trovata in stato di incoscienza accanto a lui. La donna è in fin di vita. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate a carico di ignoti. Disposti accertamenti medici sulla vittima e sulla compagna. Ho sentito del litigio, litigavano qualcuno, non lo so se era litigio, magari parlavano forte, però non ho fatto caso, i spari non ho sentito, non ho chiamato polizia, niente, perché ho pensato ma qualcuno in casa litiga e basta, ma poco, 3-4 minuti. Sono circa le 13 di mercoledì 29 gennaio quando Anna Maria sente qualcuno parlare ad alta voce, sembra un litigio, poi silenzio. Dopo silenzio, ma dopo c'era una signora che si lamentava, o un bambino, io pensavo che era un bambino, non lo so, era una voce un po' più... è questo. E dopo ho visto tutti i carabinieri. Resta un mistero quanto è avvenuto nella villetta di Via Rossini a Borgo Veneto. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate a carico di ignoti. Il corpo senza vita di Silvano Vigato è stato ritrovato 3 ore e mezza dopo quelle urla udite dalla vicina di casa. Accanto al suo corpo, in un lago di sangue, quello della compagna che è in stato di incoscienza ma viva. La macabra scoperta è stata fatta dalla figlia della donna, che è corsa dai vicini a dare l'allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Este. Accanto al corpo del 65enne Silvano Vigato la sua pistola. Secondo un primo esame del medico legale, l'uomo è stato ucciso da un unico colpo esploso a distanza ravvicinata. La posizione in cui è stata ritrovata l'arma, che deteneva regolarmente, farebbe pensare ad un suicidio, ma il mistero è cosa sia accaduto alla 55enne che da anni aveva con l'uomo una relazione. Nessun segno di violenza evidente sul suo corpo. Intubata e trasportata d'urgenza in ospedale a Padova, in mattinata è stata trasferita a Schiavonia in terapia intensiva. La prognosi resta riservata. La dinamica di quanto è accaduto è un giallo, così come sono sconosciuti possibili fatti che abbiano portato il 65enne a togliersi la vita, anche se gli amici dicono che nell'ultimo periodo era sembrato preoccupato per la salute. Lo conoscevo, era mio amico. Ho sentito questa mattina e allora sono venuto a vedere se è proprio lui. E come l'aveva visto di recente? Era un po' preoccupato per caso? Beh, l'ho visto un po' cambiato, sì. Fondamentali per far luce gli esami tossicologici su entrambi. Nei prossimi giorni la procura di Rovigo conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo di Silvano Vigato. I carabinieri hanno sequestrato l'arma, il bossolo, cellulari e dispositivi elettronici della coppia. I vicini di casa sotto shock nella frazione di Medialino San Fidenzio a Borgo Veneto, sconvolti dal mistero della villetta. Io non ho sentito niente. La mia vicina qua ha detto che sentiva gridare, ma dopo hanno sentito dei spari. Penso siano quelli della villetta di là, hanno chiamato i carabinieri. Mi sembra impossibile che Silvano abbia fatto una cosa simile.
Era una persona normale, semplice, anzi buono, perché ci salutavamo sempre, lo vedevo sempre. I carabinieri hanno messo i sigilli alla villetta di Via Rossini. Al caos delle sirene, delle gazzelle dei carabinieri e delle ambulanze segue il silenzio. È un quartiere sotto shock, quello di Mediadino San Fidenzio. Qui tutti conoscevano Silvano Vigato e la sua compagna, lui imprenditore, lei intermediatrice immobiliare. L'uomo però ultimamente era più preoccupato, come confermano i vicini. Era un po' giù, diceva che non riusciva a dormire e... Ma per problemi di salute? Noi pensavamo di sì. L'ho visto 2 giorni fa, ci siamo salutati, ha detto che non stava bene, che faceva fatica a dormire, non stava bene. Pensieri, ha detto al vicino, restando sul vago, ma niente comunque lasciava presagire al drammatico epilogo. La traiettoria del proiettile che ha ucciso il 65enne è compatibile con uno sparo a distanza ravvicinata. L'arma accanto al corpo, tutto porta a pensare ad un suicidio. Silvano era una brava persona, mai una lite o uno sgarbo. Una brava persona, almeno per quanto mi riguarda, conoscevo sia lei che lui. Nessuna cosa faceva presagire al limite qualcosa che poteva succedere, assolutamente no. Lei conosceva il signor Silvano? Sì, era una persona tranquilla, niente da dire. Passava tutte le mattine, ciao ciao. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Ieri è andato via, ieri mattina, ha salutato. Tranquillo. Non so cosa che possa essere successo nel frattempo. Io conoscevo persona a posto, senza una brava persona. Cosa sia successo? Ma ha visto qualcosa? Ha sentito qualcosa? No. Tutta la comunità è scossa, come conferma anche il sindaco di Borgo Veneto. Purtroppo ha scosso un po' tutti i sentimenti delle persone che ci vivono. C'è un'indagine in corso, speriamo insomma venga fatta, innanzitutto che si riprenda chi adesso in questo momento si trova in ospedale, e per il resto è difficile fare qualsiasi ipotesi. Questo pomeriggio un uomo è stato investito da un camion lungo la strada provinciale 94 Contarina all'altezza di Grantorto, siamo in provincia di Padova. Nonostante i soccorsi immediati del SUEM, al suo arrivo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima sarebbe un 54enne del posto che sarebbe stato travolto da un camion che trasportava latte mentre camminava lungo il ciglio della strada. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente, ma da alcuni riscontri sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario del 54enne. E la tragedia di Asseggiano con la morte mentre era in sella alla sua moto di Gregorio, 16 anni appena. Sabato l'addio a Spinea nella chiesa di Santa Bertilla. Oggi sul luogo dell'incidente è acceso un lumino. La sorella dice: siamo straziati dal dolore. Mio fratello era la mia vita, ero nata prima di lui, desideravo tanto avere un fratellino. Avevo scritto anche a Babbo Natale perché esaudisse questa mia richiesta. Gregorio era solare, sorridente, ne aveva affrontate tante e dopo la malattia era sempre in compagnia del suo bulldog, regalatogli da noi proprio perché si riprendesse dopo le lunghe cure. Era un ragazzo sportivo e amava le moto, ora siamo straziati dal dolore. Così dalla casa di Via delle Macchine a Spinea la sorella di Gregorio Bertoli, morto a soli 16 anni qui lungo l'asfalto di Via Asseggiano, mentre in sella alla sua moto di piccola cilindrata si è scontrato nel violentissimo tamponamento contro un SUV all'angolo con Via Cecco Angiolieri il 29 gennaio dopo le 21. Con lui anche un'amica sua coetanea rimasta ferita ma non grave, con la dinamica dell'incidente ora al vaglio della Polizia Municipale di Venezia. Oggi con le macchie di sangue ancora visibili, tra i segni gialli dei rilievi, qualcuno tra i residenti ha acceso un cero. Sabato 1 febbraio alle 10:30 l'addio nella sua Spinea nella chiesa di Santa Bertilla. Immenso lo sconforto e lo sgomento delle due comunità, quella di Spinea dove Gregorio era nato e cresciuto, con l'amministrazione comunale che si unisce all'immenso dolore della famiglia. Dobbiamo veramente anche come amministrazione fare una riflessione soprattutto su quando succedono queste cose, perché una vita spezzata di un giovane ragazzo di 17 anni assolutamente non doveva accadere una cosa del genere. Dolore anche a Chirignago Zelarino, luogo della tragedia dove Gregorio aveva frequentato le medie dai Salesiani prima di iscriversi alle superiori ad un istituto professionale a Milano. Oggi
c'è stata la consegna proprio all'Istituto dei Salesiani delle borse di studio e hanno commemorato la tragedia che è successa a Gregorio con un minuto di silenzio. Lì presente c'era la mia consigliera delegata Elisa Bracceschi ed è stato un momento difficile e tragico. Tragedia lungo la provinciale 22, siamo a Gambellara, un incidente mortale è costato la vita ad un ciclista 70enne. Tragedia della strada. Il dramma si consuma stamattina lungo la provinciale 22 nel tratto che interrompe la ciclabile che da Montebello Vicentino collega il comune di Gambellara. Non c'è stato nulla da fare per il ciclista, 71enne di Chiampo, deceduto a seguito dell'impatto con un'auto. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM, sono intervenuti gli agenti della polizia locale da Arzignano per i rilievi e per ricostruire l'accaduto. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, ad esprimere il cordoglio il sindaco di Gambellara. Intanto molte condoglianze alla famiglia di questo sfortunato signore e vedere un attimino di capire meglio le dinamiche e eventualmente di implementare la segnaletica in modo che fatti del genere non possano più succedere. Pista ciclabile che corre lungo l'Argine, che è molto frequentata da pedoni e ciclisti. Abbastanza frequentata, viene giù gente da Arzignano, da Valdagno. A un certo punto qui si interrompe. Questa è molto frequentata in bici e anche a piedi e collega dalla zona Sarmazza, va fino a Montebello al paese. Qui si allenava anche Rebellin. Adesso a dirle i giorni precisi non li so dire, però erano i suoi colli. Cambiamo argomento, via libera dal Comitato Olimpico Internazionale al progetto tricolore delle Olimpiadi Giovanili Invernali 2028 che si svolgeranno tra Veneto, Trentino e Lombardia sulle orme della Legacy di Milano Cortina 2026. Il Comitato Olimpico Internazionale ha scelto la nostra candidatura Dolomiti Valtellina come sede delle nuove Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028. Altra vittoria, Veneto in prima fila e grazie a tutti per averci creduto. Il CIO l'ha annunciato nel primo pomeriggio durante la 143esima sessione della sua assemblea a Losanna, formalizzando l'assegnazione delle Olimpiadi Giovanili Invernali 2028 al progetto Dolomiti Valtellina, che non ha dovuto sgomitare per affermarsi. 89 i sì a 1 su 90 voti validi con 2 astensioni. Risultato finale. Candidatura unica, già raccomandata lo scorso dicembre dall'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale durante l'assegnazione dell'Assemblea. Dolomiti Valtellina 2028 unisce Lombardia, Veneto e Trentino e si poggia sulla legacy di Milano Cortina 2026. Ancora una volta un grande evento in Veneto, nelle nostre Dolomiti, ripercorrendo ovviamente le sedi di gara che sono state realizzate, sono state ammodernate per le Olimpiadi Invernali 2026, ma questa volta per un'altra grande occasione. È un'espressione di fiducia del CIO nella capacità dell'Italia di offrire eventi di sport invernali eccezionali e di livello mondiale, ha dichiarato il presidente Thomas Bach. L'Italia è pronta a mettere cuore, passione e competenza per ospitare un evento che sarà anche significativa opportunità di crescita per l'intera nazione, ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi oggi a Losanna con il presidente del CONI Malagò, i presidenti della Regione Lombardia e della provincia autonoma di Trento, l'assessore veneto allo sport Corazzari e i campioni olimpici Diana Bianchedi e Antonio Rossi. I giochi si disputeranno dal 15 al 29 gennaio 2028 e 7 delle 11 sedi proposte saranno già utilizzate nel 2026. In provincia di Belluno lo Sliding Center e lo Stadio Olimpico di Cortina. L'antimafia blocca il cantiere del nuovo ospedale di Conegliano, corsa contro il tempo per i lavori. L'ULSS 2 spiega, trovata una nuova ditta edile, contiamo di far tornare a breve gli operai. Possibili infiltrazioni criminali, l'antimafia ha bloccato i lavori del nuovo ospedale di Conegliano. L'interdittiva è stata emessa lo scorso 16 dicembre dalla prefettura di Napoli. Nel mirino è finita la ditta Eurosaf SRL con sede legale nella città partenopea, ma in fondo al tunnel c'è già uno spiraglio. I lavori, spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, presto potrebbero ripartire. Io devo ringraziare la prefettura e i miei collaboratori perché hanno trovato d'intesa con l'ATI, cioè con chi che ha organizzato il cantiere e i lavori, la possibilità di far entrare un altro subappaltatore al posto di queste persone, per cui questo fermo cantiere sarà di circa 20 giorni, 3 settimane e poi si riprenderà ovviamente il lavoro. Una corsa contro il tempo.
avendo l'obbligo del PNRR di arrivare col prossimo anno, a marzo del prossimo anno, a fine cantiere, è chiaro che abbiamo bisogno di correre. Fra l'altro il cantiere era stato già costretto ad uno stop dovuto al maltempo. Le piogge hanno ritardato i lavori di quasi 2 mesi. Ora, dice Benazzi, dobbiamo andare avanti, non ci può essere nessun altro fermo. Il cantiere del nuovo ospedale è finanziato con i fondi PNRR. I lavori devono essere terminati entro la scadenza prevista il 25 novembre 2025 per beneficiare dei fondi europei di 47,2 milioni di euro. La ditta, raggiunta dall'interdittiva dell'antimafia, era stata incaricata dal Consorzio Stabile Infratech di Milano per eseguire i lavori del nuovo ospedale. Nel marzo 2023 il consorzio milanese si era aggiudicato il cantiere dell'ULSS 2 del valore complessivo di oltre 55 milioni di euro, ma le indagini dell'antimafia hanno messo la parola fine ai lavori della ditta partenopea. La Marca negli ultimi giorni è stata raggiunta da 2 interdittive, quelle relative alla ditta in subappalto napoletana ed un'altra che ha colpito una società con base sempre a Conegliano, operante nel settore dell'edilizia e specializzata nella viabilità. Siamo contenti che questi controlli avvengano, è meglio che avvengano adesso che dopo, ecco, quando magari abbiamo pagato, eccetera. Quindi credo che sia importante che questi controlli continuino. È chiaro che noi, i nostri tecnici, mandano la richiesta appunto alle prefetture varie a seconda di dove vengono le ditte, e poi è la prefettura che ci dice questo ha dei problemi oppure questo è a posto dal punto di vista dell'antimafia. Devastante incendio nella notte distrugge 2 case a Valle di Cadore, 4 persone evacuate, 2 di loro ferite lievemente. Tutto il paese si è stretto attorno alle famiglie che hanno perso tutto. Purtroppo ancora un incendio nella notte, questa volta a Valle di Cadore, anche in questo caso 2 case distrutte, per fortuna anche questa volta nessun ferito grave. Era da poco passata la mezzanotte quando, per fortuna, Giulio Viele, 73 anni, si è svegliato, ha visto qualcosa ed è subito uscito in strada con la compagna Rosalinda Dallabona, 80 anni, il cui figlio Oliviero Salvadori è rimasto come altri tutta la mattinata a guardare attonito le macerie fumanti. In queste situazioni qua non è molto facile capire cosa è successo. Non c'è tanto da dire perché quando siamo arrivati le fiamme erano alte 10 metri. In strada c'era anche la famiglia di Giorgio da Fies, a cui appartiene parte dell'altra casa andata distrutta, ma che pur tra le lacrime è deciso a ricostruire. Ristrutturarla, sì, perché era l'ultima casa, la Cadorina, qua, rimasta. Quindi ha voglia di riportarla com'era? Certo, mi sembrano tutti gli attrezzi, mi sembrano, tutti, combinate, banchi da lavoro, attrezzi, non ho più niente. Spegnere l'incendio non è stato facile, come non è stato facile per i mezzi dei vigili del fuoco accorsi da Pieve di Cadore con l'aiuto dei volontari di Valle raggiungere via Andericca, nella parte alta del paese. Si può dire che c'è stato appunto questo incendio che ha coinvolto 2 abitazioni, in cui 4 persone sono state evacuate perché ovviamente l'inagibilità. Non ci sono persone ferite al momento, non si riscontrano persone ferite. Le cause sono ancora in accertamento, i nostri colleghi qua di Pieve di Cadore stanno operando la messa in sicurezza dell'area. E comunque stiamo vedendo le indagini, stiamo verificando un po' le possibili cause dell'evento. Tra i danneggiati anche Roberto Cilotta, che però non è residente negli edifici, che ora potrebbero anche essere messi sotto sequestro fino al termine delle indagini che dovranno stabilire dove e perché si è innescato l'incendio. Fiamme che hanno lasciato ruderi che fanno effetto anche a chi era accorso immediatamente. Fa più effetto di stanotte che c'erano le fiamme alte, perché ti rendi conto che insomma ci sono concittadini che hanno perso in un attimo tutto, dalla casa ai ricordi a tutti i loro beni, insomma. Le ha visti, ci ha parlato? Sì, li ho visti già stanotte, ma per quanto gli si possa manifestare insomma solidarietà, capisco che per loro sia una botta non da poco, ecco.
È arrivata la prima sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne relative all'inchiesta sulle faide tra rapper che hanno coinvolto Milano e anche Padova. La Corte ha confermato la condanna a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il trapper noto come Simba La Rue. Al centro del procedimento c'erano le accuse di lesioni e rapina per un'aggressione nel marzo 2022 a Milano, un blitz deciso dal gruppo per sfregio e punizione per mortificare la vittima, un giovane che faceva parte di un gruppo rivale, quello del trapper padovano Baby Touché. Baby Touché, anche lui aggredito dal gruppo nel giugno 2022, scelse di non sporgere denuncia. Simba La Rue venne a suo ferito pochi giorni dopo a sua volta ferito pochi giorni dopo con una pugnalata alla gamba da amici di Baby Touché. Al momento il trapper, nonostante la condanna, resta libero per motivi di salute. Tragedia sfiorata nei pressi della stazione di Padova, dove una coppia ignara del pericolo si stava esibendo proprio lungo i binari per registrare un video musicale. Un'incredibile e pericolosa esibizione ha rischiato di trasformarsi in dramma sui binari della stazione di Padova. Una pattuglia della polizia locale, infatti, viene fermata da una donna visibilmente agitata. Sui binari, poco prima dell'ingresso in stazione, c'era una coppia di giovani intenti a realizzare un video musicale proprio al centro delle rotaie. Gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno trovato una scena surreale, una ragazza con il cellulare in mano che riprendeva il cantante che, seduto su una seggiolina e armato di microfono, si esibiva ignaro del pericolo. Gli agenti intervengono e allontanano i due appena in tempo. Pochi istanti dopo, infatti, un treno transita proprio su quei binari. La coppia, identificata, è stata segnalata alla polizia ferroviaria che valuterà i provvedimenti. Un gesto sconsiderato, frutto della ricerca disperata di visualizzazioni sui social che sarebbe potuta costare cara. Chiudiamo con una notizia per gli appassionati del rock, grande attesa per la stagione dei concerti estivi allo stadio Euganeo di Padova. Dopo la conferma degli Imagine Dragon e degli Iron Maiden, anche la leggendaria band britannica The Who sarà protagonista. La storica band torna in Italia per 2 date, domenica 20 luglio allo stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Il duo, composto da Roger Daltrey e Pete Townshend, sarà accompagnato da una formazione che include alcuni dei migliori musicisti del panorama rock internazionale. E con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale e come sempre vi lascio la sigla alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.